Giorgia Meloni al Vinitali nelle ore in cui Trump l'attacca duramente sul mancato appoggio militare. La Premier non cambia la linea e di più annuncia la revisione dell'accordo di difesa con Israele. Intanto al Vinitali il ministro Salvini annuncia l'ok alla holding autostradale regionale a iniziare dalla Brescia-Padova. Il governatore Stefani dice questa è vera autonomia. Tragico schianto a Borgo Valbelluna, il 62enne Paolo Gaio di Montebelluna perde il controllo della moto e finisce fuori strada. Stava andando al lavoro, potrebbe aver tentato di schivare un animale selvatico. La procura chiede 6 anni per omicidio stradale per il 36enne che ubriaco al volante travolse e uccise la bimba di 10 anni a Creazzo. Lunedì la sentenza. Resta in carcere la badante moldava arrestata per aver tentato di strangolare l'anziana che accudiva a Valbrenta. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Arrestati 2 fratelli che armati di pistola avevano cercato di rapinare la Volksbank di Mussolente ad agosto, puntavano alla cassaforte ma erano dovuti fuggire a mani vuote. La FIGC Veneta indaga sull'episodio accaduto domenica durante la sfida di seconda categoria tra il San Fidenzio Polverara e la Polisportiva San Precario nel Padovano. Un allevatore del Vicentino ricoverato in ospedale non può più accudire le sue 11 mucche. A prendersi cura del benessere degli animali tocca quindi al sindaco, lo dice la legge e scoppia il caso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto e dunque in primo piano c'è la politica perché lo avete visto e sentito dai titoli, ma è una notizia che ovviamente rimbalza dappertutto. Dopo il Papa tocca a Giorgia Meloni, l'attacco di Donald Trump che si dice scioccato da Giorgia Meloni, mi sbagliavo su di lei. Parliamo ovviamente delle parole, delle frasi di Giorgia Meloni di questi giorni in merito alla situazione in Medio Oriente e dunque un attacco fortissimo alla Premier Giorgia Meloni, con la quale, lo sappiamo, i rapporti sono sempre stati più che cordiali. Allora, partiremo da qui anche con i nostri servizi perché questo attacco arriva proprio nelle ore in cui Giorgia Meloni si trovava al Vinitali a Verona ed è anche il tema del sondaggio di questa sera per Ring. Attacco a Meloni, l'Italia deve rompere con Trump. Sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. È inevitabile sostenere che queste frasi forti di Trump possono essere anche una svolta nei rapporti con l'Italia. Allora continuate, anzi iniziate fin d'ora con le telefonate, che come sempre sono gratuite, le potete fare anche nel corso degli altri telegiornali, poi successivamente nella prima parte di Ring. E poi come sempre con Ferdinando Avarino a Ring sapremo cosa avete scelto tra le due opzioni. Ovviamente è un sondaggio dal titolo forte, ma ovviamente si pone dopo quanto accaduto in queste ore. Allora ripartiamo proprio da qui, ripartiamo dall'attacco di Trump che ci dice scioccato dal comportamento di Meloni, tutto questo mentre Giorgia Meloni era al Vinitali e ha confermato la linea. Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato da lei, è molto diversa da come pensavo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente americano Donald Trump prende per la prima volta posizione contro la premier italiana Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la Presidente del Consiglio presenzia al Vinitali di Verona, così come il suo vice Matteo Salvini, Trump riprende il commento di Meloni al suo attacco al pontefice. Inaccettabile è lei contrattacca, non le mie parole, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità. Frasi come macigni, con Meloni che resta ferma nelle sue posizioni. America alleato strategico e prioritario, ma bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ma da Verona la Premier annuncia un altro passaggio che la allontana da Trump e dal suo principale partner bellico. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha, in considerazione della situazione attuale
che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'avallo di Salvini è telegrafico. Se il governo ha deciso così vuol dire che ha fatto bene a decidere così. Accordo di difesa con Israele quindi da ridiscutere. In Medio Oriente si sta andando oltre e Meloni non ci sta. Sul caro energia sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono preoccupata, molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz. Dall'inizio della crisi noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno certamente di un impegno del governo italiano, c'è bisogno dell'Europa. C'è qualcuno che sta creando le guerre e poi i problemi e i conti li pagano i nostri cittadini, quindi stiamo studiando la possibilità di bloccare il costo di gasolio, luce e gas a prima dello scoppio della guerra in Iran e quindi ai prezzi e alle tariffe di febbraio per tutto il 2026. Bruxelles incalza Meloni, deve avere il coraggio di prendere decisioni drastiche, a cominciare dalla sospensione del patto di stabilità. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. La Premier che al Vinitaly riceve dal presidente Alberto Stefani un leone di San Marco in vetro di Murano e foglia d'oro, confida di proseguire i rapporti di collaborazione con il nuovo governo ungherese ed è invece cauta sull'invito della DD Eni Descalzi di sospendere il bando del gas russo che scatterà il 1° gennaio 2027. La pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace, per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista, però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Le preoccupazioni per quanto accade in Medio Oriente a livello economico le vedremo fra poco, però dal Vinitaly oggi è arrivata una importante, anzi sono arrivate due importanti novità per il Veneto sul fronte delle infrastrutture, ad annunciarle il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, a iniziare dalla Brescia-Padova e dal progetto della holding autostradale veneta. E a proposito di autonomia e di infrastrutture, ho fatto la riunione oggi col governatore. La Brescia-Padova farà parte della grande famiglia delle autostrade venete, quindi i soldi pagati dai veneti rimarranno tutti in Veneto per sistemare le strade del Veneto, senza profitti da parte di soggetti privati. L'annuncio del vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini al Vinitaly ufficializza quello che era nell'aria da mesi, la concessione in house della Brescia-Padova. Questo è un grande risultato su cui adesso adotteremo tutti gli atti necessari per arrivare alla fine dell'anno e poter avere la concessione in house della Brescia-Padova. Credo che i veneti lo capiscono subito cosa significa. Significa che ogni volta che una strada viene pagata, un pezzo di autostrada viene pagata qui nel nostro territorio, quei soldi saranno reinvestiti nel nostro territorio. Una holding autostradale ci apre ad un futuro molto positivo da un punto di vista anche finanziario per la nostra regione e su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Al progetto della holding autostradale del nord-est si affianca quello della Valdastico Nord. Qualche mese fa l'incontro tra i due governatori coinvolti, Stefani da un lato e il collega del Trentino Alto Adige Fugatti dall'altro. Sul dossier c'è l'intesa, aveva detto il presidente del Veneto, è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio. Permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il nord un passo in avanti fondamentale. Questo si inserisce nella strategia poi nel piano economico finanziario della concessionaria. È ovvio che il primo passo sarà la holding delle autostrade, che significherebbe portare in Veneto più di 400 milioni di euro all'anno in più da spendere in investimenti, in infrastrutture, in manutenzione delle strade, nuove infrastrutture. È un risultato importantissimo che grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il Governo riusciamo a portare a casa. Dopo anni di discussione, un accordo dei territori è un passaggio fondamentale, ha evidenziato Salvini. Ho parlato con Stefani, con Fugatti, sono d'accordo, li ho invitati al Ministero per entrare nel merito tecnico del progetto.
Dicevamo e torniamo a parlare delle preoccupazioni per la guerra, le preoccupazioni di tanti settori come quello dell'agricoltura, agricoltori padovani alle prese con i rincari nei costi di produzione fino al 30% per le conseguenze della crisi del Golfo. A fare i conti con i prezzi di carburanti e gas che si stanno rialzando per il blocco americano dello Stretto di Hormuz e la guerra con l'Iran, ci sono gli agricoltori che stanno subendo le ripercussioni della crisi in Medio Oriente. C'è stato un aumento più del 30% del lavoro in agricoltura, dell'aumento del carburante, che ci induce a fare tutte le solite interventi che ci facevano in agricoltura con un costo aggiuntivo da un punto di vista produttivo, per poi trovarci al momento della vendita dei nostri prodotti in un senso di incertezza che non si sa poi alla vendita se ci verrà riconosciuto oppure no. Ad oggi stiamo lavorando in perdita e stiamo lavorando con un grande punto di domanda. Speriamo che ci siano delle risposte. Rincari nella produzione che si vedono già anche per i consumatori alle prese con aumenti dei prezzi dei vari prodotti. I rappresentanti delle categorie del settore primario veneto al Vinitaly ripongono speranze nell'incontro con la Premier Giorgia Meloni. Abbiamo bisogno dell'unità di intenti di tutti. Oggi il mondo dell'agricoltura, come tanti altri settori, sta vivendo un grande clima di indecisione che si sta rovesciando su quelle che sono le nostre attività produttive. Auspichiamo che ci sia una svolta perché abbiamo bisogno di continuare a esportare e soprattutto di avere delle prospettive di tranquillità che però per il momento sono ancora molto lontane. Agricoltura sempre più meccanizzata che fa i conti con i costi del carburante, ma a rischio ci sono anche gli approvvigionamenti di fertilizzanti. La difficoltà di reperire concimi, e quando si riescono a reperire, specialmente gli azotati, sono a costi molto elevati. Ricordiamo che gran parte degli azotati sono prodotti in località dove c'è una grossa disponibilità di gas metano, perché la base di partenza è il gas naturale, per cui provengono da Russia e Emirati Arabi, paesi del Golfo. E adesso alla cronaca, ci spostiamo nel Bellunese, a Borgo Valbelluna per la precisione, dove questa mattina si è consumata l'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita un 62enne di Montebelluna che stava andando al lavoro in moto, forse a fargli perdere il controllo del mezzo il tentativo di schivare un animale selvatico. L'asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente, o forse un animale selvatico che ha improvvisamente attraversato la provinciale 1 bis. Cosa sia successo poco prima delle 8 a Marziai, frazione di Borgo Valbelluna, spetterà alla polizia stradale ricostruirlo. Un fatto sembra al momento certo: non ci sarebbe un secondo mezzo coinvolto nel drammatico incidente costato la vita a Paolo Gaio, 62 anni, di Montebelluna. L'uomo in sella alla sua moto stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha perso il controllo delle due ruote, finendo rovinosamente a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha ben presto raggiunto Montebelluna, dove Gaio viveva in questa casa, condivisa fino a qualche mese fa con l'amata mamma, morta lo scorso dicembre. Tra loro un legame molto forte. La scomparsa della madre aveva profondamente segnato il 62enne. Proprio lei più volte aveva espresso al figlio le sue preoccupazioni per quella moto, facendogli ogni volta 1000 raccomandazioni quando saliva in sella. Lo ricorda il sindaco Adalberto Bordine, che conosceva da sempre Gaio. Io lo ricordo sin da quando ero bambino, perché aiutava i propri familiari in un negozio di ortofrutta dove mia mamma mi accompagnava pressoché ogni giorno. L'ultimo incontro con Paolo Gaio del Primo Cittadino proprio pochi giorni fa. Una persona pacata, una persona per bene. L'ultima volta in cui l'ho incrociato era sabato scorso, proprio in piazza. Non mi resta ovviamente che un enorme dispiacere, questo mi sembra più che comprensibile, ma non mi resta che esprimere le mie condoglianze a tutti i familiari. La piccola Lea invece aveva 10 anni, fu travolta e uccisa sul marciapiede da un'auto condotta da un 36enne che era ubriaco al volante. Era successo, lo ricorderete, a Creazzo. Lunedì c'è la sentenza di questo processo e oggi la richiesta dell'accusa. 6 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalle condizioni dell'imputato è la richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Fabio Zattera, 56 anni, accusato di aver investito e ucciso la piccola Lea Stevanovic il 16 febbraio dello scorso anno a Creazzo.
Quel pomeriggio l'uomo aveva perso il controllo dell'auto, uscendo dalla carreggiata, invadendo il marciapiede e travolgendo la bambina che si trovava accanto al padre. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Ferito anche il genitore, testimone diretto della tragedia. Lea fu trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita si rivelarono inutili, una morte che ha scosso profondamente l'intera comunità. Nel corso dell'udienza preliminare, il PM Gianni Pipeschi ha sottolineato la gravità della condotta di guida, parlando di una perdita di controllo incompatibile con le condizioni della strada. La difesa invece punta sul rito abbreviato che in caso di condanna porterà a una riduzione della pena di 1/3. I genitori della piccola Lea erano presenti in aula. Un dolore composto ma ancora profondissimo per una ferita che resta aperta. La decisione del giudice è attesa lunedì prossimo, una sentenza che dovrà fare i conti non solo con le responsabilità ma anche con il peso di una tragedia che ha spezzato una vita troppo presto. Ancora nel Vicentino, ancora la cronaca giudiziaria, perché parliamo della badante che ha cercato di strangolare l'85enne di Valbrenta che accudiva, Moldava che resta in carcere, oggi si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice. È stato convalidato in giornata l'arresto della 33enne accusata di tentato omicidio aggravato dell'85enne di Valstagna di Valbrenta che seguiva nei fine settimana. Ce ne ha dato notizia, raggiunta telefonicamente, l'avvocata vicentina Rachele Nicolin che segue la badante moldava che resta rinchiusa nel carcere di Montorio Veronese. La legale ha aggiunto che la sua assistita davanti al giudice si è avvalsa della facoltà di non rispondere. C'è da capire cosa possa essere accaduto domenica scorsa quando la donna, approfittando della momentanea assenza della figlia dell'ottuagenaria, ha cercato di strangolarla con il cavo del caricabatteria di un telefono cellulare. La vittima aveva perso conoscenza e solo il rientro della figlia aveva evitato il peggio. Sulle motivazioni che hanno spinto la 33enne a un simile gesto e sulle sue condizioni di salute, la legale ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Intanto l'anziana, che era stata portata al San Bassiano per gli accertamenti, si sta riprendendo nella sua abitazione, seguita dall'affetto delle persone a lei care. Di quella orribile vicenda restano un livido sul collo e ancora tanta paura. Erano due fratelli ad aver tentato di rapinare una banca a Mussolente lo scorso agosto, armati di pistole, che i carabinieri li hanno individuati ed arrestati. Tentata rapina aggravata, ne devono rispondere due fratelli di origine albanese, un 29enne residente a Riese Pio X e un 31enne che vive a Romano Dezzelino, finiti in manette. L'episodio risale allo scorso 13 agosto, quando i due, armati di pistola, con i volti travisati con maschere di lattice, hanno fatto irruzione nella filiale di Mussolente della Volksbank in via Vittoria. All'interno si trovavano 3 dipendenti dell'istituto di credito e una cliente. Sotto la minaccia delle pistole hanno ordinato alle 4 donne di sedersi a terra nell'atrio. Hanno quindi costretto una delle dipendenti ad aprire le casseforti, che però sono blindate e protette da un sistema di sicurezza a tempo che richiede 20 minuti per far scattare la serratura dopo l'inserimento del codice. Troppi per i due malviventi che, visibilmente inesperti, hanno perso la pazienza e fuori di sé hanno iniziato a prendere a calci tutto quello che avevano attorno. Fortunatamente nessuna persona è stata toccata dalla loro furia. Vista la malparata, hanno deciso di scappare a mani vuote in sella al motorino su cui erano arrivati, abbandonato a poca distanza e ritrovato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. Avviate le indagini, visionando le immagini della videosorveglianza sia della banca che delle abitazioni vicine, attivati appostamenti e verifiche intrecciate delle celle telefoniche, i militari sono arrivati ai due fratelli. Dalle perquisizioni domiciliari sono stati trovati abiti simili a quelli usati quel 13 agosto nella banca, oltre ad alcuni bossoli di una pistola a salve, della quale è stata recuperata anche la scatola. Nell'abitazione del 29enne a Riese, inoltre, rinvenuti droga e materiale per il confezionamento delle dosi, tanto che per lui è scattata anche una denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Nel veneziano il polo nautico di San Giuliano ancora una volta preso di mira dai vandali, svuotata totalmente la sala istituzionale, la rabbia dei vertici. Era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era
la nostra sala di rappresentanza dove facciamo gli eventi. Ora non è rimasto più nulla. Il polo nautico di San Giuliano di Mestre è stato preso di mira dai vandali per la seconda volta in meno di una settimana, ma in questo caso il colpo è stato ben più pesante. Un colpo, evidenzia il vicepresidente, soprattutto nei confronti dei tanti ragazzi che ogni giorno si allenano e mettono il cuore in ciò che fanno. Un colpo al simbolo. Sradicate le finestre, un televisore, coppe, trofei, i tamburi delle squadre di Dragon Boat femminile, staccati i tubi dei lavandini dei bagni provocando un allagamento. Le piastrelle distrutte probabilmente dal peso dei mobili gettati in acqua insieme al resto. Nulla è stato rubato. Abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione. E siamo ancora tuttora dietro, il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo indietro. Sembra ormai chiaro che non si tratti di atti vandalici fini a se stessi, nonostante il polo sia sorvegliato da una ditta di vigilanza, ma in questo caso hanno agito quando i controlli erano già stati eseguiti. È un atto chiaramente intimidatorio, noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Probabilmente per le continue denunce e segnalazioni contro i barchini che sfrecciano in laguna. Hanno tolto via una bella parte della storia della società, perché qua dentro c'erano coppe, successi e immagini del percorso della società, quindi è una cosa grave. È chiaro che il polo nautico nella sua generalità è di una fragilità incredibile, quindi l'unico appello che posso fare è chiedere l'ausilio di tutte le forze pubbliche per un controllo più stretto di questo territorio. Dateci una mano, dobbiamo ricomprare un sacco di cose che sono scomparse. Non possiamo purtroppo ricomprare i trofei, però il televisore, l'impianto audio, le sedie, i tavoli, tutte cose che sono scomparse e che dovremmo ricomprare perché questa sala dovrà tornare in funzione. La stima dei danni è da quantificare. Sul posto sono tornati i carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Rabbia e indignazione anche a Padova, ancora vandali in azione, questa volta nel mirino, la statua dell'Alpino nel parco Tito Livio, e non è la prima volta. Ancora uno schiaffo alla statua dell'Alpino che da 2 anni è stata posizionata dalla città di Padova nel parco Tito Livio. La vernice gialla campeggia nel totem che affianca la scultura realizzata da Ettore Greco, dopo che solo il 18 febbraio era stato imbrattato con la vernice bianca. Uno sfregio, racconta Nereo Tiso, alpino e consigliere comunale del Partito Democratico. Ci si chiede come mai questo sia stato preso di mira. C'è questo vandalismo, sono vandali naturalmente, non sono persone che abbiano chissà cosa. L'altra volta la scritta era ingiuriosa e offensiva, questa volta è una firma di qualche graffitaro, writer, non lo so. Sta di fatto che questi sono entrati di notte perché i cancelli sono chiusi al giardino Tito Livio e poi hanno agito e hanno fatto questa scritta. È un monumento simbolico questo, un atto di gratitudine per gli alpini in occasione dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Padova. La città lo aveva accolta divisa. La statua che rappresenta l'alpino con il fucile al fianco era infatti stata vivacemente contestata. A 2 anni dal suo posizionamento il monumento non sembra trovare pace. Non solo, a problema si aggiunge problema, perché se la vernice bianca usata a febbraio era lavabile, diverso il caso di quella usata adesso, che, spiega Nereo Tiso, sarà difficile anche da ripulire. Se qualcuno vuole aiutare sia dal punto di vista economico, se vuole naturalmente chiamando la sezione di Padova, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, perché quello è il problema, dal punto di vista tecnico, per evitare che si rovini tutto, che cancellino le parole, quindi diventa veramente, oltre al danno, la beffa, lo scempio, non capire che cosa è scritto, non sapere perché è stato fatto il monumento, quindi questa sarebbe la cosa più grave. Cambiamo decisamente argomento, un arbitro e una richiesta decisamente fuori dal comune fa scoppiare una bufera nel Padovano.
è successo un fatto che in 18 anni non mi era mai capitato. Praticamente la collega che doveva fare la distinta mi chiama dicendo: guarda che c'è il direttore di gara che vuole i documenti dei 2 ragazzi africani, perché se non li mostriamo non li fa giocare. Lì in poco tempo abbiamo deciso, per non compromettere, abbiamo detto presentiamo il permesso di soggiorno dei 2 ragazzi, che oltretutto uno ce l'aveva non cartaceo ma dentro il telefono. Formalità prepartita prima della sfida salvezza per il San Precario tra il San Fidenzio Polverara, che gioca in casa, e il San Precario appunto, partita valida per il girone M del campionato di seconda categoria. I dirigenti presentano la documentazione e si trovano davanti a una richiesta dell'arbitro, un veneziano, che li lascia di stucco. Per il riconoscimento di 2 giocatori africani della Polisportiva San Precario serve il permesso di soggiorno. Paola Paccagnella, presente come dirigente del San Precario, resta di stucco. Non sapendo se effettivamente erano necessari o meno, anche se il dubbio rimaneva, per far iniziare, proseguire la partita, non solo per noi ma anche per l'altra squadra, è stato ritenuto di comune accordo di consegnare la documentazione richiesta. Prima della partita la tensione è palpabile, per questo i dirigenti hanno preferito soddisfare la richiesta. Al termine della sfida però la Polisportiva San Precario ha deciso di approfondire quanto accaduto. Noi come Polisportiva San Precario, che siamo antirazzisti fin dalla nascita, che abbiamo fatto le campagne We to Play, gioco anch'io per far giocare tutti, trovo strano proprio questa richiesta proprio a noi come Polisportiva San Precario, squadra antirazzista nata dal 2007. La vicenda è stata segnalata alla FIGC regionale, che ha chiesto un'esatta ricostruzione di quanto accaduto, episodio da verificare anche per AIA Veneto, l'associazione degli arbitri, con il presidente regionale Serena che nega la necessità di chiedere il permesso di soggiorno da parte dei fischietti in campo. Per Paola Paccagnella la prima preoccupazione sono stati i giocatori. In attesa delle decisioni di FIGC e AIA, la San Precario adesso ha 2 sfide salvezza decisive e un messaggio da rivolgere all'arbitro. Io spero che riconosca il suo errore e dica esattamente che non è razzista. Un sindaco che è costretto di fatto a diventare allevatore di mucche, accade a Monteviale. No, francamente ero un po', sorpreso, perché sono cose che non ti aspetti, non le conosci, non puoi pensare a questi estremi di queste normative, insomma, no. Però è così, la normativa è generica e ti capita il caso eccezionale, occasionale, che è il caso nostro, insomma, ecco. Era mai successo? Non credo proprio che sia mai successo una cosa similare. Aveva inizialmente pensato ad uno scherzo il sindaco di Monteviale, contattato dall'Usotto Berica. Un allevatore, suo concittadino, era stato ricoverato in ospedale. Non avendo però parenti prossimi, non avrebbe più potuto accudire le sue 11 mucche. La responsabilità del loro benessere spettava quindi al sindaco, così stabilisce la legge. Sì, credo sia del 97-98, una roba simile, però la legge di per sé è logica, non c'è niente di particolare da dire sulla legge. La cosa insolita è che invece di un gatto o di un cane ti arriva una mucca, insomma questo è il problema di fondo, insomma, non previsto e diverso. Lei si è sentito col proprietario, cosa le ha detto? È preoccupato per le sue bestie? Lui no, io personalmente no, ma i volontari hanno rapporti anche con il proprietario. Lui è molto ovviamente preoccupato, ma l'abbiamo rassicurato in tutti i modi che insomma stia tranquillo, che le mucche sono governate. Si era confrontato anche con altri colleghi sindaci per capire ho fatto qualche telefonata, ma tutti quanti sono rimasti sorpresi e tutti quanti la prendono un po' in modo anche simpatico. Dopo devo dirle, sa, per la verità, considerati i tempi che ci sono, le brutte notizie che arrivano, una cosa un po' diversa, un po' leggera, fa anche bene, insomma. Il sindaco non si è perso d'animo e, assunte le sue responsabilità, si è immediatamente attivato. Non sarà proprio lui a presentarsi fisicamente in stalla ad accudire le mucche del suo paese. Comunque sia, nessun problema, abbiamo organizzato con una serie di volontari, bravissime persone da ringraziare sempre, l'aiuto a questi animali, quindi stiamo governando in modo corretto, insomma. Per quanto tempo dovrà essere fornito il suo servizio? Noi siamo legati ovviamente al fatto che il proprietario rientri a casa. Al momento non abbiamo particolari prospettive lunghissime, io spero che da 10 giorni, 15 giorni possa la cosa risolversi, mi auguro, insomma, altrimenti diventa anche complicato. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, fra poco il telegiornale di Venezia.